documento recante il nome di Maniago risale al 981. La costruzione del maniero è indubbiamente posteriore a questa data, anche se non si conosce esattamente quando è stato edificato. Alcuni studiosi lo collocano verso la seconda metà del XII secolo. Il castello di Maniago sorge sulla cima del Colle di San Giacomo, propaggine del Monte Iouv, ed è raggiungibile attraverso la via Castri, l'odierna via Castello. La posizione del castello di Maniago risultava strategica per almeno due motivi. Innanzitutto la posizione sul colle scongiurava eventuali tentativi d'assedio. In secondo luogo esso era collocato lungo la linea immaginaria che collegava Caneva ad Uino, passando per i castelli di Polcenigo, Aviano, Montereale, Maniago, Mizza e Toppo. Questa disposizione, detta a specchio, permetteva la comunicazione tra castelli in caso di attacco nemico, mediante fumate di giorno e fuochi di notte. Con molta probabilità il castello di Maniago nacque a scopo abitativo, in un luogo precedentemente occupato da una torre d'avvistamento romana. La costruzione di castelli d'abitanza era piuttosto frequente nel Medioevo, vista la scarsità di denaro e la povertà in cui versava il popolo. Il castello veniva costruito sulle terre di proprietà del signore, in tal caso il patriarca di Aquileia. Una parte di esso restava di sua proprietà e in essa veniva edificato il Palatium, deposito dei redditi in natura provenienti dalle popolazioni locali. Invece la parte restante, più vasta, veniva suddivisa in lotti e concessa alle famiglie di sudditi fedeli al signore. Questi ultimi avevano l'obbligo di edificare la propria abitazione, di risiedervi almeno per un periodo dell'anno e di dirigere e sovrintendere i servizi di guardia alle mura e nelle campagne. Gli abitatores del castello facevano parte di importanti famiglie della nobiltà friulana: i Flagonia, i Pinzano, i Ragogna, i Varmo, i Gemona, ma su tutte andò affermandosi il casato dei Maniago, soprattutto mediante Olvrado e i figli Almerico, Volveno e Galvano, i quali nel 1335 ottennero dal patriarca Bertrando il Garitto, trasformando il castello da abitanza a feudo retto e legale, sul quale ebbero da allora in poi la piena giurisdizione. Sulla base delle raffigurazioni settecentesche del castello è possibile ricostruire la sua topografia. Sulla sommità del colle sorgeva un palatium, fiancheggiato a destra da una torre danneggiata, la Turris Fracta, e a sinistra dalle carceri. Sulla sinistra si trovava la Turris Maior, il mastio, unito all'edificio che nei documenti viene indicato come Domus Magna. Sulla facciata si apriva la porta di accesso al primo girone delle mura castellane, mentre alle sue spalle si ergeva la terza torre del castello, la Turris Alba. Una volta fuori dal primo girone si entrava nel girone maggiore, lungo le cui mura si ergevano le casette degli abitatores, fino alla porta d'accesso, la porta Castri, da cui prese il nome una famiglia borghese, i della Porta. Dopo aver svolto un'importante funzione di difesa e di centro economico-amministrativo del territorio circostante durante il Medioevo, il castello venne fortemente compromesso da due violenti terremoti, nel 1511 e nel 1575, per poi essere definitivamente abbandonato nel 1630, alla morte delle due vecchie abitanti del maniero, due sorelle che non vollero mai abbandonare il luogo in cui erano nate. Già alla fine del Cinquecento i signori di Maniago avevano spostato la loro residenza e di questo antico maniero rimangono oggi solo i ruderi, in parte consolidati con i restauri del 1985 e del 1990.